Andiamo in Veneto. Con Giorgio Vizzon, candidato sindaco a San Michele al Tagliamento, al quale chiedo subito: lei disobbedirà alle unioni civili se dovesse essere sindaco? È un provvedimento che ritengo sbagliato, non posso condividere, per cui se avrò l'onore di ritornare a fare il sindaco sicuramente prenderò una posizione un po' forte. Addirittura oltre il fatto di disobbedire? Io non celebrerò nessun matrimonio, unione civile o surrogato, ma non solo. Non mi limiterò a non celebrare unioni civili, ma non conferirò delega a nessun amministratore per celebrare unioni civili. E non solo, non conferirò deleghe nemmeno a nessun funzionario. Probabilmente esiste un'autorità che eserciterà il potere sostitutivo e questa autorità, che ritengo essere la prefettura, esatto, il prefetto, nominerà, come dire, un commissario ad acta. Di commissari sono esperto e uno più o uno meno non mi cambierà di certo. Non le sembra una posizione un po' forte? È sicuramente una posizione forte, ma in questo momento c'è bisogno di posizioni forti. Il direttore ha citato un sindaco che si è rifiutato di conferire la cittadinanza a un extracomunitario che non sapeva leggere la formula italiana. Io credo che anche in quel caso bisognerebbe prendere una posizione forte. Ebbene, chi mi conosce sa che io le posizioni forti le prendo. Bene, ci torneremo sicuramente grazie a Giorgio Vizzon, candidato sindaco a San Michele al Tagliamento, linea che può ritornare alla redazione centrale.